albero per ogni neonato verrà piantato nella Valle dei Templi di Agrigento. Agrigento deve prepararsi al titolo di capitale della cultura, colmando il gap infrastrutturale. Anche gli ingegneri chiedono l'aeroporto. Sabato prossimo appuntamento con il premio Creatività nelle Arti e nell'impegno sociale, il 20 maggio Carchinos 2023. Serie D oggi licata sfide Real Laversa, eccellenza all'Acragas sabato sul campo del Misil Meri. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Nella Valle dei Templi di Agrigento sorgerà il Parco della Vita, un luogo dove per ogni bambino che nasce sarà piantato un albero che porterà il suo nome. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Sorgerà ad Agrigento il Parco della Vita, un luogo dove per ogni bambino nato sarà piantato un albero che porterà il suo nome e sarà facilmente individuabile, con la posizione di targhette che saranno messe sulla pianta. La zona concordata con il direttore del parco Sciarratta si trova in un'area vicino al Tempio della Concorda e vi saranno piantate intanto circa 20 ulivi. Stamani la conferenza stampa di presentazione al parco, indetta dall'Associazione Conalpa di Agrigento, presieduta dal suo presidente Domenico Bruno. Questa iniziativa deriva da una legge a nome di Rutelli e Pizzo, il senatore Pizzo, che sono stati al Senato e alla Camera i fautori di questa legge, i relatori. E ha ben 31 anni questa legge, è del 92, la 113. Finalmente dopo 31 anni questa legge verrà applicata ad Agrigento, grazie al direttore del Parco Archeologico, l'architetto Sciarratta. Inizieremo a piantare 20 piante di ulivo vicino al Tempio di Ercole per iniziare questa bellissima diciamo, parco della vita che si realizzerà ad Agrigento, di dare la possibilità a chi nasce ad Agrigento e ai neonati di mettere un albero per ogni cittadino neocittadino di Agrigento. Bene, noi abbiamo accettato da subito questa e abbiamo condiviso questa iniziativa che poi stiamo per realizzare. Perché? Perché il parco è un parco paesaggistico, perché di paesaggio noi abbiamo delle linee che seguiamo in maniera attenta e che ci hanno portato dei risultati importanti. L'iniziativa prevede che si possa realizzare questa attività e lo faremo stamattina stesso. Impianteremo i primi 20 alberi e saranno l'area interessata nelle vicinanze del quadrivio di Porta Aurea, e lì abbiamo destinato lo spazio per poter accogliere e testimoniare con nuovi alberi, per i quali già negli ultimi 2 anni solo all'interno del cuore della valle ne abbiamo piantati 3.500, e questo è un altro tassello che si aggiunge alla politica di valorizzazione del paesaggio, ma che ha anche un progetto collegato, che è quello collegato alla vita, alla nascita dei nuovi arrivati in questa meravigliosa città. Finalmente oggi ad Agrigento nasce il Parco della Vita. Cos'è il Parco della Vita? È un parco ricercato proprio all'interno del Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento, nella Valle dei Templi, e la realizzazione fino al rispetto di quella legge, la 113 del 92, la legge Rutelli, che obbligava i comuni con più di 15.000 abitanti di piantumare un albero per ogni nato. Ebbene, nessuno mai ha fatto questo. Finalmente, dopo 2 anni di lavori intensi anche con il
Mimmo Bruno, che ringrazio anche l'architetto Sciarratta per averci ospitato, per aver anche abbracciato e sposato questa iniziativa. Finalmente possiamo portarla al termine. Agrigento avrà il suo Parco della Vita, Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, potrà essere fiera anche di questa realizzazione. L'Ordine Provinciale degli Ingegneri, con in testa Achille Furioso, insiste sulla necessità di un aeroporto per Agrigento, capitale della cultura 2025. Vediamo. Dopo la nomina di Agrigento a capitale della cultura 2025 si destano antichi desideri, uno tra tutti quello della realizzazione di un aeroporto ad Agrigento. Sappiamo che da oltre 30 anni tale iniziativa è stata portata avanti negli anni da vari esponenti della politica agrigentina e da imprenditori privati. Ricordiamo tra gli altri quello del dottor Paolo Di Betta, a suo tempo presidente di Sicindustria, che aveva anche fatto redigere un progetto da una società svizzera, i tentativi del presidente della provincia d'Ossi per Licata, quelli dell'ex presidente della provincia e parlamentare di Forza Italia Enzo Fontana. Oggi a dare la carica come ipotesi fattibile il parlamentare agrigentino onorevole Lillo Pisano, eletto nel collegio di Agrigento con il centrodestra. A ruota arrivano vari endorsement, per citarne qualcuno, quello dell'Ordine degli Ingegneri, che insistono sulla necessità dell'aeroporto, anche se si ha la consapevolezza che esistono gravi carenze infrastrutturali, come cita appunto il comunicato del Presidente dell'Ordine Furioso. La suddetta designazione riporta però al centro del dibattito il grave gap infrastrutturale in cui versa l'area sud-occidentale della Sicilia, rilanciando i contenuti del manifesto del 30 ottobre del 2021 condiviso con la rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento. Ricordiamo come appunto l'Ordine degli Architetti, gli agronomi forestali, geologi, geometri, ingegneri e molti altri stakeholder, che si pone come primo obiettivo, tra gli altri, la realizzazione di uno scalo aeroportuale raggiungibile in meno di un'ora nel territorio agrigentino. Per realizzare e gestire l'aeroporto, continua il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, quest'Ordine, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Rete, ha predisposto un emendamento alla legge di bilancio del 2021 al fine di reperire i fondi necessari, che sono assai inferiori rispetto a quelli previsti per altre importanti infrastrutture viarie. Pertanto, nel condividere l'iniziativa proposta dal Comitato Pro Aeroporto, considerato che tutti i consigli comunali della provincia di Agrigento hanno deliberato a favore del suddetto aeroporto, vista l'azione propulsiva svolta dalla Commissione Infrastrutture dell'ex provincia di Agrigento e la designazione di Agrigento a capitale della cultura 2025, auspichiamo che si possa riportare alla ribalta nazionale il tema della carenza infrastrutturale della zona sud-occidentale della Sicilia, invitando i soggetti politici, le istituzioni, la società civile a unire le forze per lo sviluppo socio-economico del territorio, ribadendo la propria disponibilità a supportare l'iniziativa. Crolla a San Cristoforo, quartiere di Catania, il fortino della droga, con un Rottweiler allevato per proteggere la roccaforte. 5 gli arresti. Arturo Cantella. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante a Catania hanno arrestato 5 persone in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti in una palazzina nell'Ossonico Rione di San Cristoforo. L'abitazione, meta di tossicodipendenti per l'acquisto di dosi, era stata trasformata in un fortino della droga, protetto in quel momento addirittura da porte blindate e telecamere. Nella struttura i militari di allarme hanno trovato anche un cucciolo di Rottweiler che era stato chiamato Dante, che ipotizzano gli investigatori sarebbe stato allevato per proteggere in futuro la roccaforte dello spaccio. Il cagnolino salvato dai carabinieri è stato affidato alle cure del personale veterinario dell'ASP di Catania, che provvederà a registrarlo e a vaccinarlo. I 5 arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante e dal nucleo cinofili di Nicolosi sono 4 catanesi rispettivamente di 18, 21, 22 e 29 anni e un tunisino di 28 anni. Le indagini erano state avviate in via di Giacomo, nello storico e popoloso quartiere di San Cristoforo a Catania, che risultava essere particolarmente frequentato da assuntori di stupefacente. Individuata l'abitazione dei pusher, protetta da telecamere esterne nascoste, un carabiniere ha approfittato di alcune disattenzioni, come un cancello lasciato aperto, per riuscire a entrare fingendo di essere un cliente. Una volta dentro, i militari di allarme hanno bloccato i 5 presenti su un tavolo
tavolo posto al centro della stanza c'erano 30 grammi di marijuana, una pietra di crack di 25 grammi, 1.035 euro di banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, 3 bilanci elettroniche, una macchina per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente. È stato scoperto anche un sofisticato sistema di videosorveglianza dotato di maxi schermo che permetteva di monitorare le vie di accesso al palazzo, così da scongiurare l'intervento delle forze dell'ordine. Ma quello che maggiormente ha sorpreso i carabinieri è stato di trovare all'interno dell'alloggio un cucciolo di razza Rottweiler chiamato affettuosamente Dante, che ritengono gli investigatori avrebbe vissuto la sua intera esistenza all'interno dell'appartamento, venendo sfruttato per difendere quella roccaforte dalla droga. La perquisizione è stata poi estesa anche a un'abitazione contigua, dalla quale proveniva uno dei cavi del sistema di videosorveglianza, protetta da un pesante porta di ferro. Abbattuta grazie all'intervento dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno trovato ulteriori telecamere nascoste tra le fioriere dei balconi che puntavano sempre verso l'esterno dell'edificio. I 5 arrestati sono stati condotti in carcere, il GIP ha convalidato l'arresto e confermata la misura restrittiva per i 4 catanesi, ma non per l'extracomunitario tunisino, che è stato invece scarcerato. Il cucciolo del cane di Rottweiler è stato affidato alle cure del personale veterinario dell'ASP di Catania. Non c'era solo la mafia dietro la strage di via D'Amelio, lo scrivono i giudici del Tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni sulla sentenza del depistaggio delle indagini. Arturo Cantella. Nell'uccisione del giudice Paolo Borsellino non fu complice solo la mafia. L'agenda rossa è stata rubata, ma non da uomini legati a clan mafiosi. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione sia morale che materiale. A dimostrare l'ingerenza di terzi soggetti sarebbero l'anomala tempistica della strage di via D'Amelio, avvenuta solo 57 giorni da quella di Capaci, la presenza riferita dal pentito Spatuzza di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della Fiat 126 imbottita di tritolo e la sparizione dell'agenda rossa del magistrato Paolo Borsellino a strage di via D'Amelio di altri soggetti diversi da Cosa Nostra o a gruppi di potere interessati all'eliminazione di Paolo Borsellino. Questo è quanto scrivono i giudici del Tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato contestato ai poliziotti Boe e Mattei e la soluzione del terzo poliziotto Ribaudo. A dimostrare l'ingerenza di terzi soggetti sarebbero l'anomala tempistica della strage di via D'Amelio, avvenuta a soli 57 giorni da quella di Capaci, la presenza riferita dal pentito Spatuzza di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della 126 imbottita di tritolo e la sparizione dell'agenda rossa del magistrato Borsellino. A questo proposito i giudici scrivono: a meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa Nostra che si aggirano in mezzo a decine di esponenti delle forze dell'ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell'agenda rossa non è riconducibile a un'attività materiale di Cosa Nostra. Chiesto 1 anno e 6 mesi per l'ex parlamentare Occhio Nero, era accusata di aver fatto passare per suo assistente, consentendogli così di evitare i controlli ed entrare nelle carceri per incontrare diversi capomafia. Antonello Nicosia è già stato condannato a 15 anni, i dettagli nel servizio. 1 anno e 6 mesi per falso sono stati chiesti all'ex deputata di Italia Viva Giusy. Occhio Nero, difesa dall'avvocato Giovanni Di Benedetto. L'ex parlamentare fu accusata di aver fatto passare per suo assistente, consentendogli così di entrare nelle carceri senza permessi e di poter incontrare diversi capomafia. Antonello Nicosia, attivista radicale diventato poi suo collaboratore. Il rapporto contrattuale tra i due venne formalizzato in un secondo momento, quindi
Per mesi Nicosia venne spacciato per assistente della Occhio Nero. L'uomo, arrestato per associazione mafiosa e falso, è stato condannato in abbreviato in appello a 15 anni. Dietro alle battaglie sui diritti dei detenuti, secondo i giudici, nascondeva in realtà una propria attività criminale, portando all'esterno i messaggi dei boss. Il processo è stato rinviato al 5 maggio prossimo. Oltre a Nicosia sono stati condannati in appello il boss Accursio di Mino, accusato di essere il nuovo capo della cosca di Sciacca, e con lui anche Paolo e Luigi Ciaccio, accusati di favoreggiamento. Di Mino ha avuto 18 anni e 8 mesi, Ciaccio invece 2 anni e 8 mesi. La figura principale del procedimento però era proprio Nicosia, descritto dai magistrati come pienamente inserito in Cosa Nostra. Avrebbe dunque progettato danneggiamenti, estorsioni e persino omicidi, utilizzando il ruolo di collaboratore parlamentare di Giusi. Occhio Nero avrebbe incontrato i boss detenuti, dato loro consigli affinché non collaborassero con la giustizia, ma anche riferito all'esterno i loro super messaggi. Secondo il PM Nicosia, proprio sfruttando i rapporti con la Occhio Nero interrotti poi nel maggio del 2019, aveva lo scopo preciso di monitorare lo stato d'animo dei singoli mafiosi detenuti, dissuaderne eventuali iniziative collaborative e dunque veicolare informazioni fra detenuti e l'ambiente esterno. In totale gli investigatori avrebbero registrato 4 ingressi in altrettante strutture penitenziarie nell'arco di poco tempo, 1 mese e mezzo circa. Tra il 21 dicembre 2018 e il 1 febbraio 2019 le visite sono state effettuate nelle carceri di Sciacca, Trapani, Agrigento e Tolmezzo, in provincia di Udine, dove è detenuto il cognato di Matteo Messina Denaro, Filippo Guttadauro. Dopo una visita in quel carcere partì un'interrogazione parlamentare sulle criticità del penitenziario, dove sono ospitati proprio boss in casa di lavoro, una misura di sicurezza dopo l'espiazione della condanna. Prima ancora, il 22 dicembre, Nicosia ed Occhio Nero avevano visitato la casa circondariale di Trapani, incontrandosi con Santo Sacco, consigliere provinciale, ex consigliere comunale di Castelvetrano e sindacalista della UIL, condannato in via definitiva quale componente della famiglia mafiosa di Castelvetrano, per conto della quale aveva anche intrattenuto un rapporto epistolare con l'allora latitante Matteo Messina Denaro. Il giorno successivo, dentro la vettura dell'assistente parlamentare, le Cimici hanno poi registrato i commenti sull'incontro. Ma quella non era la prima volta che Nicosia incontrava Sacco. Tempo prima, infatti, su autorizzazione del DAP, attraverso una delle proprie associazioni volontaristiche che si occupano di diritti di detenuti, aveva già fatto visita al detenuto quando questi si trovava invece al carcere Pagliarelli di Palermo. L'impegno del Nicosia per Sacco, scrivono infatti i PM, era tale che l'indagato aveva sollecitato la Occhio Nero ad attivarsi per far trasferire il detenuto da Nuoro a Roma. La deputata, che non è indagata, è stata sentita dai PM come persona informata sui fatti. Gli inquirenti hanno evidenziato proprio come i rapporti tra lei e Nicosia si fossero interrotti poi da maggio, e al tempo stesso avevano anche registrato un'altra intercettazione, quella del 7 marzo, dove l'assistente si rivolgeva all'onorevole in modo decisamente minaccioso. Certo è che Nicosia aveva da tempo ideato quel modo di comunicare con i carcerati. In una intercettazione del 4 gennaio 2019 veniva spiegato l'origine del rapporto di collaborazione con la deputata. Io le ho detto: mi fai un contratto come assistente parlamentare per entrare e uscire dalle carceri e basta. L'intento era semplice: mi giro le carceri, vado al 41 bis, faccio un sacco di cose, hai capito? Perquisite le case dei familiari del pentito trovato morto pochi giorni fa a causa di un infarto. Si cerca il memoriale di Armando Palmeri. I dettagli nel servizio. Dovevo fermare quella macchina di criminale che avrebbe sterminato tantissime altre persone, più di quante ne ha uccise.
La vicenda è piuttosto recente ed ora su disposizione della Procura di Caltanissetta uomini della DIA e della ROS nelle scorse ore in diverse parti d'Italia hanno perquisito le abitazioni dei 2 figli e della compagna del collaboratore di giustizia alcamese Armando Palmeri, morto, lo ricordiamo, lo scorso 17 marzo nella sua abitazione. Si cercherebbe un ipotetico memoriale. E successivamente con il tempo mi vengono presentati soggetti quali il Brusca Giovanni, Antonino Gioè, Santino Di Matteo di Altofonte e altri mafiosi, Peppe Ferro, Gioacchino Calabrò. Palmeri è morto pochi giorni prima di un confronto che avrebbe dovuto tenersi presso il tribunale di Caltanissetta con Baldassare Lauria, primario in pensione del reparto di chirurgia dell'ospedale di Alcamo, da Palmeri accusato di aver organizzato nella primavera del 92, pochi mesi prima delle stragi, 3 incontri tra uomini dei servizi deviati e il capo mafia di Alcamo, Vincenzo Milazzo, deponendo nel 2018 a Reggio Calabria nell'ambito del processo 'ndrangheta stragista. Lo stesso Palmeri disse che Milazzo era sconvolto dal piano stragista proposto dai servizi. Questi sono pazzi, avrebbe infatti riferito a Palmeri. Milazzo e la compagna Antonella Bonomo vennero poi assassinati nel luglio del 1992. Nulla di occulto si nascondeva e si nasconde tra le mura dei familiari estranei alle vicende giudiziarie del prossimo congiunto, dice però all'Ansa l'avvocato Alessandra Della Rio del Foro di Sassari, legale dei familiari di Palmeri. Ci si augura che le procure vogliano far luce sugli anni bui delle stragi, come auspicava lo stesso Armando Palmeri. Un giorno un grande magistrato, eravamo nel 98, mi disse: signor Palmeri, la giustizia è una fede e io conservo ancora quella fede. Denunciare conviene, convegno di SOS Impresa a Canicattì. Ci sono le interviste. Eugenio, da Canicattì oggi parte forte il grido del riscatto sociale contro l'usura e contro il racket. Sì, oggi Canicattì dà proprio un segnale molto forte con diverse vittime che abbiamo accompagnato in quest'ultimo anno alle forze dell'ordine, in modo particolare all'Arma dei Carabinieri, che ci ha dato manforte in questo territorio, in questo pezzo della provincia di Agrigento che è Canicattì. Oggi è il giorno del non ricatto, non si può rimanere vittime del ricatto mafioso, della pressione, del condizionamento mafioso, ma oggi bisogna alzare la testa. Bisogna iniziare ad avere fiducia nelle istituzioni e oggi ancora una volta il prefetto nazionale antiracket, commissario straordinario per quelle che sono le misure di prevenzione, è qui a darci non solo la presenza fisica ma anche il messaggio che lo Stato oggi c'è, e ne abbiamo oggi anche la prontezza, dove un imprenditore libero accompagnato alla denuncia oggi riscatta la propria libertà attraverso l'inaugurazione di un'attività commerciale. Questo è un segnale forte, è un segnale per questa terra di Agrigento, una terra martoriata dal condizionamento mafioso e non solo, ed è anche un messaggio di libertà per dire non racket e non usura. Una città oppressa da usura e racket che alza la testa e dice no. Sì, lo slogan denunciare conviene, uno slogan che abbiamo sposato appieno in questa campagna lanciata da SOS Impresa, una realtà nuova che ci sta vedendo protagonisti insieme a loro attraverso un porta a porta, cioè un intensificato rapporto con la popolazione che viene spinta a comunicare, a denunciare appunto, a denunciare i fatti di usura, i fatti di racket, i fatti che ancora sconvolgono questa terra che tenta sempre di più di rialzare la testa e che può farcela. Signor Colonnello, oggi non c'è nessuno, a quanto pare, che abbassi la testa, anzi la rialza e dice no
ai soprusi, ai cravattari, agli usurai, a quelli che fanno il racket. Questo è il segnale che stiamo ricevendo, effettivamente è così, abbiamo sempre più persone che denunciano e abbiamo un incremento di denunce quasi del 100%, quindi è un segnale molto positivo che va a rafforzare la nostra tesi, e cioè che le battaglie si vincono, si possono vincere, e questa è la nostra battaglia più dura. Come voler dire che la gente non ha più paura? La gente sicuramente vede la presenza dello Stato molto più efficace, in maniera più efficiente, e ci sente molto più vicini. Presidente, io non pago perché non voglio dividere le mie scelte con i mafiosi, è questione di dignità. È una frase molto eloquente che la dice lunga su come oggi qualcosa sia cambiato in termini di lotta all'usura e al racket. Sì, perché pagare il pizzo, pagare l'usura non rappresenta soltanto una cessione del proprio lavoro, del frutto della propria fatica ai delinquenti, ai criminali, ai mafiosi. Significa cedere un pezzo di dignità, un pezzo di libertà a favore di organizzazioni criminali che approfittano delle situazioni di disagio, di isolamento, di difficoltà per arricchirsi, per diventare più forti e più potenti, a danno dell'intera comunità. Grazie a SOS Imprese un imprenditore, un panificatore di Canicattì è riuscito a riacquistare, a riappropriarsi della propria dignità. Sì, questo è il significato, il valore dell'iniziativa di oggi. Denunciare conviene perché non solo tu liberi la tua famiglia, la tua azienda dalle oppressioni criminali, ma soprattutto trovi lo Stato che insieme alle associazioni ti consentono di recuperare tutto quello che i criminali ti hanno tolto e addirittura rilanciare la tua impresa ritrovando le condizioni di una vita migliore. Signor Questore, oggi questo importante convegno dove assistiamo ad un riscatto della nostra Canicattì. Beni che sono frutto di patrimoni illeciti tornano nella disponibilità della gente in un territorio che ha bisogno anche di innervatura non solo economica ma di esempi concreti di legalità è importante. Stamattina stiamo concludendo un'operazione a Licata dove facciamo altri sequestri patrimoniali, in questo caso per ora non di immobili, però è la strada per, come dire, levare l'acqua dalla piscina agli squali. Per non tenere la testa chinata conviene denunciare allora? Ma non è soltanto non tenere la testa chinata, ma come diceva Giovanni Falcone, chi ha paura di morire muore ogni giorno. Sua Eccellenza, oggi in tema di lotta all'usura e al racket sembra che qualcosa sia cambiato. Rispetto sicuramente ai primi anni, agli anni 90, molto è cambiato perché ora chi denuncia non è solo. Allora chi denunciava aveva sì dalla sua parte lo Stato, per ora abbiamo le associazioni di categoria, le associazioni anti-racket e anti-usura che svolgono sicuramente un ruolo importante e significativo. Associazioni che io cerco sempre di ricompulsare sempre per cercare di dire loro di vivere il territorio, di andare un po' a intercettare quelli che possono essere chiaramente le vittime sia di estorsione che di usura. Incontri come questi cosa rappresentano? Rappresentano un momento molto importante perché significa affermare la presenza dello Stato, affermare il ruolo delle associazioni e delle fondazioni e rendere concretamente visibile quello che è l'impegno che lo Stato assume per cercare un po' di consolidare quel circuito virtuoso che deve legare il cittadino allo Stato. SOS Impresa sta dando una grossa mano d'aiuto? SOS Impresa sì, come anche altre associazioni anti-racket. SOS Impresa partecipa sia al Comitato di Solidarietà che all'Osservatorio Nazionale che ha sede presso l'Ufficio del Commissario a Roma. Eccellenza, oggi il taglieggiato non è più solo, ha dalla sua parte il coraggio di denunciare, dall'altra le istituzioni che gli fanno da scudo. Allora, oggi è un esempio bellissimo, concreto, di come lo Stato è vicino a chi denuncia, è al fianco di chi ha
questo coraggio, perché mi rendo conto che in contesti difficili come quello di cui stiamo parlando non è semplice prendere questa decisione di denunciare, però nel momento in cui questo è successo si è avviato in questo caso un percorso virtuoso che ha consentito anche in tempi abbastanza accettabili di poter dare un segnale concreto a questa persona che oggi riapre la sua attività. Guardate, è un momento di grande soddisfazione, ma soprattutto io credo che noi oggi presentiamo un modello e un invito ad altri di poter seguire l'esempio del nostro imprenditore di Canicattì. Lo Stato oggi c'è tutto qui, rappresentato a tutti i livelli, e anche questo io spero che sia un segnale anche per l'intera cittadinanza, per l'intera comunità agrigentina. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Sabato prossimo 15 aprile alle 18 al Dioscuri by Palace di San Leone d'Agrigento si svolgerà la prima edizione del premio Creatività nelle arti e nell'impegno sociale del Lions Club Valle dei Templi, presieduto da Francesco Pira. Vediamo. Il prossimo sabato 15 aprile, per la prima volta, il Lions Club Valle dei Templi, che ho l'onore di presiedere, consegnerà a persone che sono eccellenza sul nostro territorio, nella nostra regione, ma che magari non sempre hanno avuto i riflettori accesi o non sempre hanno avuto il giusto riconoscimento, il primo premio alla creatività nelle arti e nell'impegno sociale. Andremo a premiare 14 persone di altissimo livello, giovani soprattutto, ma anche imprenditori, personalità del mondo delle istituzioni, che in qualche modo si sono occupati di far crescere il nostro territorio e di esprimersi nella loro arte, che può essere la musica, la poesia, la pittura, ma anche imprenditori che hanno una fortissima responsabilità sociale. Per noi Lions del Club Valle dei Templi sarà anche l'occasione per una raccolta fondi per un fine nobilissimo, che è la ricerca sul cancro infantile. Il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci ha accolto questa proposta di destinare le somme che riusciremo a raccogliere per donarle verso una ricerca importantissima per il cancro infantile. L'evento alle 18 si farà in un noto locale della nostra città, Agrigento, ad inviti, ma è un momento soprattutto in cui noi riusciremo a premiare persone che hanno dato veramente lustro. La giuria, composta da soci del club, ha già scritto le motivazioni. Oggi abbiamo resi noti i nomi e quindi siamo felicissimi di questo primo risultato. Speriamo che sia un bell'evento. Si è svolto ieri sera l'ultimo incontro della commissione scientifica della 7ª edizione del premio Carchinos, edizione 2023, appuntamento con la cerimonia di premiazione delle eccellenze agrigentine sabato 20 maggio al Teatro Pirandello. Per arrivare lontano bisogna lavorare in gruppo, afferma il direttore artistico Carmelo Cantone, e lo splendido team, unitamente alle commissioni scientifiche, ancora una volta ha saputo offrire il meglio delle eccellenze locali. Nella progettazione che era già partita lo scorso anno e che è proseguita adesso con l'amministrazione Basile è quello di rendere più accogliente possibile un'intera area, quindi a partire da Largo Minutoli, l'Infopoint via su via Consolado del Mare, e subito nello stesso palazzo questo museo di scienze naturali che racconterà la storia dello stretto di Messina attraverso i suoi fondali, attraverso le rocce, attraverso la sua biodiversità, la caccia al pesce spada. Riteniamo che sia un modo per poter far conoscere il nostro territorio a centinaia di crocieristi e turisti che vengono da ogni parte del mondo. A questo si aggiungerà poi la valorizzazione delle aree archeologiche proprio di Palazzo Zanca e quindi il percorso che porta poi al Belvedere di Cristo Re.
Ecco, l'antiquarium di Palazzo Zanca in questo momento meriterebbe un intervento anche di pulizia, almeno da quello che vediamo. Immagino che state predisponendo, perché comunque è una testimonianza che si trova proprio nel palazzo istituzionale della città. È stato pubblicato un bando già espletato, vinto da Archeomè, per la concessione a degli archeologi che hanno presentato un progetto d'intesa con la sovrintendenza dei beni culturali, sezione archeologica, per la valorizzazione di tutte le aree archeologiche. Dico sempre che noi a Messina non abbiamo una villa romana, abbiamo dei resti che devono raccontare attraverso una narrazione la storia. E questo chiaramente può essere fatto non soltanto da impiegati del comune, ma da persone esperte che grazie a questo bando consentiranno a questo progetto anche di realtà aumentata di poter far conoscere le varie sedimentazioni storiche che hanno interessato quell'area. La processione non è stata autorizzata dalla Curia, ma i residenti del quartiere Villaggio Peruzzo di Agrigento non si sono rassegnati. Non sarà una processione, ma un corteo di preghiera e riflessione. La partenza è prevista domani, venerdì santo, alle 11 di fronte alla chiesa del Villaggio Peruzzo. Tra le tradizioni religiose della Settimana Santa in Sicilia spicca quella di Castroreale. Nel borgo messinese il mercoledì e il venerdì santo viene portato in processione il Cristo lungo, un'antica statua posta su un'asta di cipresso lunga quasi 14 metri. La processione, che si svolge anche nel mese di agosto, è molto suggestiva. Tra i momenti più caratteristici vi è quello della posa del simulacro sulla vara. Attraverso una tecnica collaudata da tempo, il Cristo lungo viene inalberato sia per essere portato in processione e sia per essere collocato dentro la chiesa madre prima della Santa Messa. Ai nostri microfoni Filippo Genovese Neri, che è il capovara, possiamo dire così? Capovara, sì. Abbiamo visto l'innalzamento del Cristo lungo all'interno della chiesa, lo avete portato questa volta coricato? Sì, a causa del tempo purtroppo con la pioggia si tende a scivolare, quindi su queste stradine non è possibile inalberarlo e quindi abbiamo deciso di alberarlo qua in chiesa. Operazioni molto difficili, complicate, abbiamo visto che ci avete impiegato parecchio tempo rispetto anche alle precedenti edizioni. No, più o meno il tempo è sempre quello, certo, magari qualche 10 minuti in più, però il tempo è sempre questo. Ognuno ha il suo compito per... Certo, sì, ognuno ha il suo compito, bisogna stare attenti, non si può improvvisare, quindi è un ruolo preciso, bisogna essere attenti. Quante persone servono per innalzarlo? Sono 11 maestri di forcina e 16 portatori di vara. Vediamo che il Cristo lungo ha dei capelli. Sì, sono capelli donati da ragazzi del luogo, quasi del luogo. Una volta tagliati i capelli fanno questa donazione. Ma quanto è lungo? Circa 14 metri, montato sulla vara, 13,50. Come tutti sapete, la processione del Cristo lungo è una delle più sentite dell'intero comprensorio, sicuramente la più sentita nel comune di Castroreale. Oggi, mercoledì santo, è una festa più paesana, cioè una ricorrenza che ci riporta alla vera origine del Cristo lungo, ovvero quella di festa pasquale. Oggi è appena entrato nel Duomo della nostra città e poi ritornerà nella chiesa di Sant'Agata per poi riuscire nuovamente il venerdì santo insieme alle varette.
Il Cristo lungo, che è cosiddetto Signori Longo, credo sia una processione, diciamo, unica nel mondo e che porta tantissimi fedeli da tutto il mondo. Il periodo del mercoledì e del venerdì santo questa processione, diciamo, è meno conosciuta e di conseguenza, diciamo, vengono meno persone, sono più raccolti i fedeli. Oggi un po' di maltempo, però non ha fermato il Cristo lungo. Assolutamente no, non so se avete avuto modo di vedere, questa processione è stato portato, diciamo, abbassato, non è stato inalberato il Cristo lungo appunto per il maltempo, però nonostante questo la processione non si è fermata. Calcio eccellenza, sabato l'Acragas sul campo del Misilmeri. Calcio d'inizio previsto per le ore 16. Carmelo Lentini. La Serie D è a un passo e il traguardo è raggiungibile. Stiamo parlando chiaramente di Acragas ed è raggiungibile solo se si riusciranno a vincere le ultime 2 gare rimaste. I prossimi ostacoli sono entrambi molto impegnativi, anche perché il Don Carlo Misilmeri prima e il Resultana poi stanno lottando per opposti obiettivi per completare una stagione complicata. Infatti il prossimo avversario dei biancazzurri, vuol dire il Misilmeri, si ritrova a 7 punti dall'attuale terza forza in classifica generale, vale a dire la Pro Favara, e perdendo con l'Acragas potrebbe dire addio ai play-off, superando il margine di 10 punti di distacco. Per quanto riguarda invece il Resultana, rischia seriamente di essere risucchiato nei play-off. Morale della favola, l'Acragas è atteso da 2 scontri difficili, da affrontare con la massima attenzione. Ritornando appunto alla squadra biancazzurra, dopo la brillante vittoria ottenuta ai danni dell'Enna, non si è concesso il riposo e da lunedì scorso ha iniziato a preparare la trasferta del Giovanni Aloisio in erba sintetica, ben consapevole dell'importanza che potrà uscire fuori. L'Enna è sempre al varco e guarda la gara dell'Acragas con molta attenzione. Il tecnico Nicolò Terranova avrà quasi tutti a disposizione e dovrà rinunciare a Garufa squalificato, ma potrà contare sul rientro di Mannina che ha scontato i 2 stop combinati dal giudice sportivo. L'atmosfera che si respira dentro lo spogliatoio è molto salubre e negli occhi di tutti si evince la grande voglia di completare alla grande l'attuale stagione. Per questa penultima gara di campionato, in fermento la tifoseria biancazzurra, pronta a raggiungere lo stadio di Misilmeri per incitare i propri beniamini. La società palermitana ha fatto sapere che saranno disponibili per la tifoseria acragantina 300 biglietti che avranno il costo di 12 euro ciascuno. Sarà possibile acquistare il biglietto in qualsiasi momento e tutti i giorni fino all'inizio della partita, semplicemente collegandosi online sul sito Viva Ticket. È opportuno, consiglia sempre la società biancazzurra, di acquistare il biglietto in prevendita e non arrecarsi a Misilmeri sprovvisti del tagliando. Ancora calcio, oggi 30ª giornata del campionato di Serie D Girone Illicata, sfida fuori casa il Real Aversa. Vediamo. Domani affrontiamo l'Aversa, una partita sicuramente non facile, anche in considerazione che andiamo a giocare su un campo non in perfette condizioni e anche perché l'Aversa, a mio avviso, è una delle più belle squadre che ho visto in questo campionato, una squadra giovane, una squadra veloce, una squadra che ha delle idee. Sicuramente la classifica che ha non rispecchia il valore della squadra. Si trovano in una situazione difficile di classifica, noi siamo in una buona condizione e andiamo a giocarci la partita come sempre, con lo stesso piglio, con la stessa voglia, con la stessa determinazione di fare punti e cercare di stare sempre agganciati in quel treno di squadre che lottano per i playoff. Ripeto, non sarà facile, però sicuramente dobbiamo dare il massimo per riuscire a portare punti da Aversa.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.